Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un nuovo aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e direttamente dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenerti davanti a tutti, con tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di entrare in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che sta per arrivare promette di scuotere, e molto, il futuro del Napoli. Il tema del momento riguarda un grande sogno di Antonio Conte per il mercato. Un obiettivo che l'allenatore ammira profondamente e che considera perfetto per trasformare il centrocampo azzurro. Stiamo parlando di Davide Frattesi. Giocatore dell'Inter e uno dei centrocampisti italiani più completi dell'attualità. Conte è un estimatore di lunga data dell'atleta, affascinato dalla sua intensità, dagli inserimenti, dalla forza fisica e dalla capacità di conduzione. Esattamente il profilo che valorizza nel suo modello di gioco dai tempi della Juventus, del Chelsea e dell'Inter. Per il tecnico, Frattesi sarebbe un elemento determinante per elevare il livello competitivo della squadra partenopea. Ma, come sempre nel calcio, il sogno si scontra con la realtà. L'Inter sta lottando per lo scudetto e non ha alcuna intenzione di rinforzare una rivale diretta a metà stagione. Inoltre, il clima post-Inter Napoli ha raffreddato qualsiasi possibilità di dialogo immediato. Secondo i giornalisti di TMV e fonti vicine al club, il Napoli proverà comunque un tentativo a gennaio. Perché Conte lo accoglierebbe a braccia aperte subito, ma le possibilità sono minime. L'Inter non vuole trattare ora, e un'operazione di questo tipo richiede cifre altissime. È il classico affare che nasce, cresce e si concretizza soltanto in estate. Ed è proprio verso quella finestra che sono puntati tutti i riflettori. In estate, l'atteggiamento dell'Inter potrebbe essere più flessibile. Soprattutto se il giocatore continuerà ad avere pochi minuti sotto la guida di Christian Chivu. Frattesi non è un titolare fisso. E questo apre uno spiraglio affinché club come il Napoli monitorino con attenzione la sua situazione. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha già inserito il nome del centrocampista in cima alla lista delle priorità per il 2025. Vedendo in lui un rinforzo capace di trasformare il reparto più importante della squadra, il centrocampo. L'interesse non è nuovo. La scorsa estate, prima dell'arrivo di Chivu, il Napoli aveva già chiesto informazioni su Frattesi. Ma il prezzo richiesto dall'Inter era altissimo. Ora, con il bisogno di Conte per un centrocampista dinamico e con Anguissa spesso assente per impegni internazionali, la ricerca di un nome forte diventa ancora più urgente. E Frattesi ha tutte le caratteristiche richieste: fisicità, intensità, qualità e mentalità vincente. Ma la trattativa sarà lunga, complessa e piena di curve. L'Inter sa che Frattesi è un asset di grande valore e vuole utilizzarlo strategicamente. Il Napoli, dal canto suo, intende insistere. Studiare formule creative e persino inserire giocatori nell'operazione. Ma tutto ciò, quasi certamente, verrà discusso soltanto in estate, quando il mercato è più aperto e le grandi cifre iniziano a muoversi. Gennaio potrà portare tentativi, sondaggi e primi contatti, ma difficilmente porterà a un accordo. La cosa importante è che Conte ha già chiarito il suo desiderio, vuole Frattesi maglia azzurra. E il club farà il possibile per accontentarlo, anche se ciò richiederà pazienza, strategia e molti milioni. E ora vogliamo sentire voi, tifosi azzurri, vi piacerebbe vedere Davide Frattesi al Napoli? Pensate che sarebbe il sostituto ideale di Anguissa e il pezzo mancante del centrocampo di Conte? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate a questo dibattito che promette di incendiare la discussione. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, sostenete il canale con un super thanks, ci aiuta tantissimo a continuare a portarvi le notizie più calde dai retroscena del nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!